Ci troviamo a Monastier di Treviso, nel quartier generale di Texa, un'azienda con una storia trentennale alle spalle, dove si sta scrivendo il futuro dell'automotive. Bruno Vianello, quella di Texa è una storia che inizia nel 1992 qui a Monastier e prosegue a Monastier. Voi avete sempre resistito alla tentazione di delocalizzare, come mai? La delocalizzazione è sicuramente uno strumento che l'uomo si è inventato negli ultimi 30 anni, efficace per chi vuole guadagnare di più senza aver bisogno delle persone che normalmente hanno messo in piedi l'azienda con te. Ecco. E io proprio sono partito da questo ragionamento per dire che siccome da soli non si fa niente, ma da soli magari si hanno delle idee, si hanno tutte queste belle cose qui, ma poi alla fine hai bisogno di tante persone che ti aiutano a realizzare i tuoi sogni, le tue idee, e io queste persone le ho avute nel mio territorio. Non capisco perché poi a un certo punto, solo per un discorso economico, dovrei abbandonare queste persone a costruire un'azienda da un'altra parte. Ecco. E quindi ho rinunciato, a far questo principalmente per questo motivo. Poi man mano che le cose sono andate avanti ho anche capito che rinunciare alla delocalizzazione vuol dire rinunciare a insegnare a quelli che un giorno potrebbero essere i tuoi peggiori nemici dal punto di vista industriale, a fare le cose che magari tu hai pensato di farle fin dall'inizio. E quindi non sono andato a delocalizzare la mia azienda anche per questo motivo, e quindi non portare fuori quello che secondo me è il tesoro che ogni azienda ha, e quindi il proprio know-how. Il proprio know-how bisogna tenerlo stretto, perché noi, specialmente in Italia, non è che abbiamo tante materie prime. Le nostre materie prime sono i cervelli delle persone, le persone che pensano, le novità, i brevetti e tutte queste cose qui. E allora io ho capito benissimo che è bene tenere il nostro tesoro, i nostri lingotti d'oro che sono i nostri cervelli, tenerli assolutamente in questo territorio. Risale a 2 mesi fa l'inaugurazione del nuovo stabilimento dedicato completamente alla produzione di motori elettrici. In che fase siamo? Si avvicina ad entrare alla produzione a pieno regime, diciamo? Beh, la parola pieno regime è una parola che a noi imprenditori non piace tanto, perché il pieno regime deve sempre arrivare. Ecco, perché noi speriamo sempre che le cose vadano sempre meglio, che i clienti diventano sempre di più, eccetera, eccetera. Quindi non parliamo di pieno regime. In realtà il concetto della divisione powertrain nasce più di qualche anno fa, almeno 6-7 anni fa. Quello che noi abbiamo inaugurato è il nuovo sito produttivo, perché prima di costruire qualcosa devi sicuramente inventartela, fartela, trovare il cliente e con lui collaborare per poi vedere se quello che hai pensato è conforme alle sue esigenze, eccetera, eccetera. Quindi noi sicuramente le fasi iniziali di trovare il cliente, lavorare con lui e fare le cose che a lui piacciono sono nate quasi 7-8 anni fa. Ecco. E il sito produttivo, quello appena inaugurato a settembre, in realtà è la sintesi di tutto questo lavoro fatto nel tempo. E in realtà la fase produttiva è appena iniziata, perché quando uno lavora per una casa automobilistica ha bisogno di almeno 5 anni prima di far nascere il cosiddetto bambino, perché prima appunto deve realizzarlo, provarlo, eccetera, eccetera. E poi quando è nato e va nella parte produttiva, anche lì c'è una specie di ramp up, perché le vetture che usciranno con i nostri dispositivi in realtà inizieranno ad uscire con qualche centinaio di automobili e poi qualcuno di più, fino ad arrivare al massimo della produzione, che durerà qualche anno e poi ritornerà ad abbassarsi finché non fuori una vettura nuova. Ecco, quindi noi siamo esattamente nella parte iniziale della produzione, con qualche, non so, con 1000 macchine all'anno, poi in realtà diventeranno molte di più. Tra le case automobilistiche una
Una che possiamo dire il nome è Lamborghini, in realtà non è solo Lamborghini. Nella nuova unità i powertrain che tipo di figure professionali inserirete? Chiaramente sono degli operai specializzati, e quando parlo di specializzati in realtà vengono specializzati da noi, perché non è che qui in giro troviamo facilmente degli operai già formati per costruire certe parti di elettronica o di meccanica, che è il prodotto finito che andiamo a realizzare, ma questo parte da una scuola interna che abbiamo e che poi alla volta prende delle persone che saranno abilitate per fare questo lavoro, e quindi noi stessi siamo quelli formatori per i nostri centri produttivi, mentre tutte le persone che invece sono importanti per realizzare il prodotto, quindi studiarlo, ingegnerizzarlo, eccetera, eccetera, ho dovuto prendere un po' in giro per l'Italia, e quindi ho dovuto aprire 2 sedi importanti, uno a Bologna e uno a Torino, dove abbiamo trovato delle persone già specializzate su questo, per far fronte appunto a questa nuova divisione che è questa elettronica abbinata ai nuovi veicoli elettrici e ibridi. Secondo lei siamo pronti ad abbandonare entro il 2035 i motori termici? Ogni volta che c'è un cambiamento non siamo mai pronti, giusto? Ma il mondo, da quando è nato l'uomo, in realtà ci sono stati tantissimi cambiamenti, e l'uomo a cambiare ha sicuramente la voglia di farlo, ma anche la voglia di non farlo. Cosa posso dire? Per quanto riguarda questo cambiamento è un po' troppo repentino secondo me, per quanto riguarda il mondo in cui siamo avvolti, parlo a livello europeo. Insomma, questo cambiamento più che altro è nato in Europa. Mi sembra un po' esagerato per Europa aver intrapreso con un segnale così forte che nel 2035 il fatto che tutti i veicoli costruiti da un costruttore dovranno essere elettrici, perché noi in Europa siamo i più forti invece nella costruzione di motori termici, e i motori termici non è che inquinano molto in questo frangente, diciamo, quando tanti anni fa sicuramente sì, ma adesso mi sembra che anche con una nuova Euro 7 che stiamo immettendo nel mercato sia veramente un bassissimo inquinamento, molto meno di tante altre cose che in realtà abbiamo bisogno ogni giorno. Noi stessi siamo un inquinante per la nostra atmosfera, ma infatti Dio che ci ha creato anche l'anti-inquinamento, che sono gli alberi. Quindi tagliamo meno alberi e forse abbiamo risolto molto di più di quello di costruire una macchina completamente elettrica, anche se sono dell'avviso che l'automobile elettrica è l'automobile del futuro, perché il motore elettrico è sicuramente il motore ideale per la trazione, molto di più del motore a combustione interna. Il problema sono l'immagazzinamento dell'energia, eccetera, eccetera. Poi se andiamo fino in fondo, anche la benzina e il petrolio in realtà è una cosa naturale, non è che l'uomo lo costruisce, è il tempo e la natura che lo costruisce. Quindi è importante avere un buon equilibrio fra persone, alberi e inquinamento. L'intera nazione sicuramente penso che la via dell'elettrico porterà invece ad avere dei dipendenti in esubero, perché tutti quelli che oggi stanno costruendo un iniettore, piuttosto che le candele, piuttosto che qualsiasi componente che va a essere inserito in un motore termico, in realtà quello andrà a scomparire, e lì c'è tanta gente che lavora su quell'ambiente lì, e dovranno in qualche maniera trasformarsi in costruttori di motori elettrici, di inverter, di centraline. Quindi alla Texas sicuramente sì, però al mondo abituato a lavorare nel motore termico sicuramente no.